Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Si è svolta alla foiba di Basovizza sul Carso triestino la solenne cerimonia in occasione del Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita nel 2004 per commemorare le vittime delle foibe, l'esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra. Partono dal sangue di questa terra i drammi del Novecento, ha detto il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Le istituzioni, ha aggiunto, hanno il dovere di rimarcare la verità. Presidente, oggi è una giornata importante per commemorare l'eccidio delle foibe. Importante soprattutto perché parte dal sangue di questa terra il cuore dell'Italia e dei drammi del Novecento. E quindi su questo anche le istituzioni che insieme non semplicemente ricordano, ma rimarcano la verità è fondamentale. Quanto è avvenuto con il Presidente Pacora e il Presidente Mattarella ha una valenza europea e internazionale e ne siamo orgogliosi. Oggi siamo qua per ribadire la verità. Purtroppo ci sono studiosi o pseudostudiosi, negazionisti, revisionisti, riduzionisti, che non fanno un favore al ragionamento libero, perché la libertà sta soltanto nella verità. E quando si vogliono raccontare menzogne ai nostri cittadini non viene dato gli strumenti per conoscere la libertà e quindi la verità. Un appuntamento importante quello di oggi per ricordare i drammi del Novecento e finalmente di foibe iniziano a essere conosciute in tutto il mondo. Beh, sicuramente ricordiamo tutti quello che è successo nel 2020 col presidente Mattarella e col presidente Borut Pahor. Oggi parliamo con serenità del dramma di questo. L'85% degli italiani conosce la parola foibe, pensa che credo che 20 anni fa pochi conoscevano questa parola. E naturalmente è un momento di pacificazione ma anche di insegnamento verso i giovani, che non succedono più questi drammi che abbiamo visto pochi giorni fa, che eravamo al 27 gennaio in Risiera e oggi siamo qui alle foibe dove c'è stato altrettanti drammi. I giovani devono conoscere i fatti per evitare di incorrere negli stessi errori del passato e quanto si prefiggono le iniziative che celebrano il Giorno del Ricordo. All'Isis Malignani di Udine sono state narrate le tragedie del secondo conflitto mondiale come le foibe e l'esodo di istriani, fiumani e dalmati. Conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani, di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati con il secondo conflitto mondiale e le vicende del confine orientale. E quanto si prefigge il Giorno del Ricordo, che oggi a Udine è stato celebrato con diverse iniziative, tra queste l'incontro nell'Aula Magna del Malignani, organizzato da Prefettura, Ufficio Scolastico Regionale, Consulta Provinciale degli Studenti e Comune di Udine. Particolarmente toccanti sono state le testimonianze di quanti hanno vissuto la tragedia di quegli anni. Vi parlo di mia suocera, nata a Pola, che nel 1946 ha dovuto lasciare Fiume con suo marito, fiumano, passano il confine in maniera tremebonda e passano la loro vita di esuli in una soffitta perché non volevano andare nel campo profughi a chiedere aiuti all'Opera Nazionale Profughi. Altre incredibili fughe dalla Dalmazia riguardano proprio questo istituto, l'Istituto Malignani. Qui insegna una professoressa, insegna matematica in una quinta che proprio oggi ascolta il Giorno del Ricordo in Aula Magna, che ha avuto la zia fucilata a Spalato. La zia disse: cosa vuoi che ci facciano i titini? Siamo donne, cosa vuoi che ci facciano i titini? È stata fucilata, perché? Perché è italiana. Nuova incursione a Udine dei vandali Novax. Questa mattina i soliti proclami a colpi di spray rosso sono apparsi sulla facciata del distretto sanitario di via San Valentino. Le frasi sono quelle già vergate su muri delle scuole e di centri vaccinali del capoluogo friulano e non solo, sempre accompagnati dalla sigla della W cerchiata. Oggi, in cui ricorre la giornata del ricordo, i vandali hanno fatto trovare frasi come genocidio vaccinale, Green Pass uguale nazismo, il governo mente, se non puoi dire no sei schiavo. All'ingresso del distretto, sulla parete a fianco della scalinata è comparsa la scritta "Il Vax uccide".
Sulle terze dosi, per la prima volta il Friuli Venezia Giulia supera la media nazionale. Emerge dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe nella nostra regione nell'ultima settimana. I nuovi contagi sono diminuiti del 35% rispetto alla precedente. Per mesi in affanno, nell'ultima settimana il Friuli Venezia Giulia ha superato la media italiana per quanto riguarda la copertura vaccinale con terza dose, 85,6% contro il dato nazionale dell'83,5%. Lo si evince dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe sull'evoluzione della pandemia. Nel paese, per la seconda settimana consecutiva, si registra una netta flessione dei nuovi casi Covid, meno 28%, ma anche dei tamponi effettuati in calo del 15%. In Friuli Venezia Giulia i contagi diminuiscono più che nel resto del paese, meno 35%. I dati legittimano un cauto ottimismo, non mosse azzardate, commentano da Gimbe. Il Friuli Venezia Giulia è quinta regione in Italia per casi positivi ogni 100.000 abitanti. Il 9 febbraio erano 3.414 contro la media italiana di 3.143. Tutte le province della regione sono sopra i 1.000 casi ogni 100.000 abitanti. Gorizia 1.517, Pordenone 1.502, Trieste 1.355 e Udine 1.279. Si allenta la pressione sugli ospedali del paese con una riduzione del 7,7% dei ricoveri di persone con sintomi in reparto e dell'11,2% nelle terapie intensive. Nella nostra regione l'occupazione dei posti letto Covid è al 25,4% in area medica e al 15,7% in terapia intensiva. Non diminuiscono ancora i decessi. Nella settimana tra il 2 e l'8 febbraio la Fondazione Gimbe segnala anche un calo deciso dei nuovi vaccinati contro il Covid, meno 33%. La flessione maggiore, meno 42%, si registra tra gli over 50, nonostante per questa categoria ci sia l'obbligo vaccinale e quello di Super Green Pass sui luoghi di lavoro. Cala del 35% quella nei bambini tra i 5 e 11 anni. In Friuli Venezia Giulia, in questa fascia, il 14% ha completato il ciclo vaccinale contro la media nazionale del 21%. È scappato ad un controllo di polizia per disfarsi dell'hashish che custodiva nelle tasche, ovvero 2 pannetti di hashish da 204 grammi. Protagonista di un rocambolesco inseguimento, un cittadino pakistano in regola con il permesso di soggiorno ma senza fissa dimora. L'uomo è stato fermato sabato scorso in via Butrio, dopo poco le 21, per un normale controllo. Durante l'identificazione è quindi avvenuta la fuga a piedi per il conseguente lancio dello stupefacente oltre il muro di cinta di un'area demaniale dismessa. L'uomo è stato poi raggiunto e immobilizzato. Nonostante i tentativi di divincolarsi, era in possesso di ulteriori 5,3 grammi di hashish e 238 euro in banconote di diversi tagli. È stato quindi arrestato per detenzione illecita, resistenza e denunciato per le lesioni, fortunatamente non gravi, provocate al poliziotto, giudicate guaribili in 7 giorni. Il GIP del Tribunale di Udine ha convalidato l'arresto, disponendo per lo straniero, stante il pericolo di reiterazione del reato, la misura cautelare del divieto di dimora in tutti i comuni dell'ex provincia udinese. Incidente alle 8:20 di oggi in via Nazionale Areana del Royale di fronte alla Toy Center. A scontrarsi sulla Pontebana 2 veicoli, una Fiat Multipla e un camion. L'impatto è stato violento tanto da costringere l'automobilista alla guida della monovolume a ricorrere alle cure sanitarie. Il conducente è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso della Santa Maria della Misericordia, leso invece l'autotrasportatore. Sul posto giunti immediatamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Notevoli disagi al traffico sull'asse viario, poi deviato nel vicino parcheggio del centro commerciale. Da quanto appreso, lo schianto semifrontale con il mezzo pesante è avvenuto poco dopo che la vettura si è immessa sulla statale 13 uscendo da un'area di sosta privata. Il Friuli Venezia Giulia cresce sempre di più il numero di start-up innovative, un trend positivo confermato nel 2020 e nel 2021 e che ha portato la nostra regione ad essere seconda in Italia per l'incidenza delle start-up sul totale delle nuove piccole aziende. In Friuli Venezia Giulia c'è fame di innovazione. Lo dimostrano i numeri studiati dall'Ufficio Studi di Confindustria Udine sulla nascita di start-up e PMI innovative nella nostra regione, che nel 2020, nonostante la pandemia, sono aumentate sensibilmente. Un più 8,7% per le start-up, arrivando a 251, e addirittura più 20,7% per le PMI, ora 35. Un trend confermato anche nel 2021, facendo diventare la nostra la seconda regione in Italia con la più elevata incidenza di start-up
start-up innovative in rapporto al totale delle società di capitali con meno di 5 anni e di 5 milioni di fatturato annuo, preceduta solo dal Trentino Alto Adige e davanti alla Lombardia. A livello di province, Pordenone occupa il terzo posto nazionale con il 5,65% di start-up innovative sul totale, mentre Udine è all'8º. E Confindustria Udine, che per prima in Italia ha aperto le porte dell'iscrizione alle start-up, oggi ne conta 54. Uno scambio di conoscenze che permette alle start-up di conoscere direttamente le industrie radicate sul territorio e alle medie e grandi imprese di attingere ad un serbatoio di talenti e di idee che stimolano l'innovazione. In Confindustria Udine, spiega il vicepresidente Dino Ferragotto, è stato impostato un percorso di mentoring per creare un dialogo tra gli imprenditori con giornate di matching tra le aziende dedicate solo alle start-up iscritte. In più sono in fase di sviluppo diverse attività con Friuli Innovazione, in modo che il parco scientifico, conclude Ferragotto, diventi sempre più un acceleratore di start-up capace di proporre servizi ed attività di animazione più spinte. Fogolar Furlan di Tokyo in lutto per la morte del presidente onorario, nonché suo fondatore Yamamoto Shini, spentosi ieri prematuramente a soli 60 anni. Il nostro Fogolar ha perso suo padre, ha scritto l'associazione giapponese che fa parte della rete dell'Ente Friuli nel mondo. Lo dobbiamo salutare prematuramente ringraziandolo per tutti gli insegnamenti che ci ha lasciato, per il suo spirito entusiasta di partecipazione, per l'impegno, per il suo carattere vulcanico e ironico, per la sua cultura sempre stimolata da curiosità vivace. Yamamoto Shini Metodi, classe 62, era un linguista nipponico esperto di marilenghe, si era laureato in lingua italiana all'Università di Tokyo. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la linea, il telegiornale ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.